Cari amici, eccoci qui di nuovo con Bimbi Grandi. Bimbi Grandi è una trasmissione seguita molto, grazie anche ad Annalisa e Andrea. E vi saluto, grazie per essere ancora qui con noi e speriamo che continuate in futuro ad esserci. Allora io direi di partire con Andrea. Sì, io oggi ti parlo di un progetto che è nato l'anno scorso, un festival che è andato in scena all'Auditorium di Orsi di Conegliano per 4 sabati consecutivi. Le prime 2 serate erano incentrate alle compagnie teatrali. È un festival nazionale, Corti in Cima, sono arrivate compagnie da tutta Italia, la più lontana veniva dalla Sicilia. La terza sera era incentrata sul teatro delle scuole e la particolarità è che è un festival di corti teatrali della durata di 15 minuti, dove ognuno doveva raccontare una storia in 15 minuti. Quella riguardante le scuole era la prima volta in Italia che si faceva un festival del genere e hanno partecipato il Liceo Classico Flaminio di Vittorio Veneto, l'Isis Verdi di Valdobbiadene, il Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, l'Istituto Tito Lucrezio Caro di Cittadella e l'ITC Lornia Pindemonte di Verona. È stata una bella esperienza, non è stato facile realizzarla, ma con il sostegno degli sponsor, come ci dici sempre tu, e l'aiuto di compagnie teatrali come Castello Errante e la compagnia Colonna Infame di Conegliano, siamo riusciti a mettere questo festival in piedi ed era un modo per dare un'opportunità alle scuole, già a chi fa teatro a scuola, di poter andare in scena davanti ad un pubblico e magari chi ancora non aveva l'attività teatrale di poter cominciare con poco o con pochi ragazzi e mettere in piedi 15 minuti di uno spettacolo che è più agevole rispetto a un'ora di spettacolo. Ecco, io adesso manderei le immagini di quel festival e così le vediamo.
Bene, eccoci, siamo tornati in studio, grazie ai nostri amici che abbiamo visto adesso. Continuiamo a sostenere questa bellissima trasmissione che è di supporto ai bimbi grandi. Certo. Tocca a te. Certo, molto, molto lieta. Allora, già l'altra volta, nella puntata precedente, per chi c'era, ho parlato un pochino di English on Stage, che è questo modo di giocare con l'inglese e con il teatro insieme. English on Stage esiste già da appunto 4 anni, formalmente in una bella sede nel centro di Conegliano e ahimè da un po' di mesi siamo un po' fermi a casa perché non ci si è potuti poi tanto muovere e molte attività sono state interrotte, tra cui anche la nostra. La fortuna ha voluto che i gruppi fossero però belli saldi e molto legati e siamo riusciti a tenerci in contatto in questo periodo. Ma prima di arrivare a questo discorso è importante che capiate che cos'è English on Stage, giusto? E durante il lockdown l'ho chiesto ai genitori e i genitori con le loro parole, con le loro immagini hanno messo insieme una piccola chicca, secondo me, che spiega un po' in italiano e un po' in inglese che cos'è questa attività. Quindi, senza spendere tante altre parole da parte mia perché parlo troppo, andiamo a vedere il video e guardiamo. Siamo in tanti allora qua che parliamo tanto. Vediamo cosa dicono i parents, mummies and daddies about English on Stage. Che cosa ci dicono i genitori? Ciao a tutti! Hello everybody. Che cos'è English on Stage? English on Stage. Difficile esprimere in poche parole che cos'è. English on Stage è un nuovo modo di concepire l'insegnamento del teatro. È muovere i primi passi nella lingua inglese. English on Stage is a workshop where your children can learn English by playing different characters. You will think differently. English on Stage è mettersi in gioco. Lo sguardo verso il futuro. È viaggiare. libertà di espressione. È un corso dove i bambini sono liberi di esprimersi. English on Stage è un laboratorio teatrale dove migliorare l'inglese divertendosi. È una fantastica interpretazione teatrale in inglese. Infatti il tutto viene tenuto in lingua inglese. They can enjoy and do a special activity. Questa cosa mette un pochino di adrenalina in più. Perché è tantissimo. È un'opportunità. English on Stage is a big opportunity for you and for your children. Per far imparare l'inglese ai ragazzi. E imparare inglese divertendosi. Dare loro la possibilità di potersi esprimere. Imparando l'inglese. Divertendosi. Con l'inglese è anche quello che poi contribuisce a dare più soddisfazione alla realizzazione del tutto. English on Stage è un valore aggiunto. E la libertà! English on Stage is fantastic. It's funny. It's beautiful. It's very instructive. It's very, very nice. Is about expressing yourself. English on Stage is number 1. Vero? Vero. È fantastico. Consigliato. E per la teacher Annalisa? Un cuore! Quindi Evviva English on Stage. English on Stage. We love it! Thank you. Bye bye. Bye bye! Ciao! Bye bye, bye bye, bye bye. Complimenti Annalisa, fantastico. It's It's nice, it's beautiful, nice. Ok, sei sulla buona strada, Sì, eh? sì. It's okay. Okay. Ancora meglio, ma che bravi, basta pochissimo. Vero. Potete farlo anche voi, vai Annalisa, tocca a te. Sì, quindi io non c'ho, mi dici bravissima, ma non ho fatto niente. Hanno fatto veramente tutto i genitori che hanno sicuramente, credo, ricevuto l'entusiasmo dei loro bambini e l'hanno ributtato fuori in questo modo, anche se eravamo distanti, ma vicini, ecco. Adesso non voglio fare la romanticona, ma eravamo legati dentro, ecco. Questa cosa mi ha molto commosso e non vediamo l'ora, insomma, di rivederci e di ricominciare nuovi progetti. Però
questa attività così a distanza è continuata giustamente anche con i bimbi, mica che mi sono vista solo con i genitori, ecco, quelli un attimino, però poi scansatevi che spazio ai bimbi piccoli e medi, ecco, non solo a quelli troppo grandi. Ecco, ricordati che per l'ultima puntata, che noi andremo a fare probabilmente il 19, sì? Per i saluti, gli auguri di Natale, li vogliamo tutti in diretta. Li vogliamo in Zoom. Avete capito? Ecco. Tutti? Tutti, grandi, piccoli. Possiamo fare 100 collegamenti. Ok. Però. E come stavo dicendo, quindi con i bimbi abbiamo anche costruito dei progetti online, abbiamo fatto dei video, non è come fare teatro, non è la stessa cosa, ma abbiamo ripreso un'attività che facciamo tantissimo, in particolare con i piccolini dell'infanzia e della primaria, che è quella delle storie. In genere le storie le racconto io. Qui nel video che adesso mi piacerebbe farvi vedere l'abbiamo raccontata insieme. La storia è questa, ecco, mi è caduta giustamente, scusate, esatto, sono risbucata, eccomi qua. Monkey Puzzle è una delle storie che i bambini già conoscevano, è di una scrittrice che ci piace tantissimo perché racconta storie divertenti con anche dei significati molto interessanti dentro. Loro già la conoscevano, però abbiamo fatto un piccolo copione, ho diviso le parti e a voi il risultato. There's a little monkey in the jungle. And she says, Mommy, 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 Mommy. Butterfly arrives and she says, what's the problem? I lost my mommy. I'll help you, said the butterfly. Listen, what does your mommy look like? She's big, big, big. No, not the elephant. She coils round trees, says the monkey. No, not the snake. She has legs. No, not the spider. She lives on the treetops. No, not the parrot. She jumps. No, not the frog. My mommy looks like me, like every mommy in the world. That's funny, says the butterfly. My children don't look like me. No, no, no. But in that case, here is your mommy. Oh no, he's my daddy. But finally, Very, very beautiful, well, nice, very nice. Veramente. E comunque it's ok. E comunque it's ok. No, ma come avete visto non è così difficile da capire, giusto? Giusto. In questo modo bambini grandi e piccoli possono, tramite le immagini, tramite paroline anche semplici, imparare qualcosa di nuovo e godersi una storiella, no? Hai finito i video? Non ho finito i video, posso andare avanti altre 2 ore con i video? No, non possiamo, vedo strani tic dietro la telecamera, forse... No, solo uno. Va bene. Prometto, è l'ultimo. Va bene, io ti lascio tutto lo spazio che vuoi. Ok, solo per farvi vedere che questa cosa l'abbiamo fatta anche a scuola. Dovete sapere che con una scuola di Conegliano, la scuola Kennedy, abbiamo fatto un progetto che era proprio arrivato al suo compimento con uno spettacolo. Avevamo lavorato sull'Isola del Tesoro, sui pirati, una cosa molto emozionante con le 2 classi quinte. E poi, ahimè, 2 settimane prima ci siamo dovuti fermare e lo spettacolo è rimasto nel limbo e non è mai andato in scena. Come con English on Stage in sede, anche con la scuola ci siamo sentiti, tenuti in contatto grazie a mamme e maestre, non abbiamo fatto lo spettacolo dei Pirates che avevamo previsto, ma abbiamo creato un piccolo prodottino che ci ha dato la nostra soddisfazione. Eccolo qua.
young and free. We are the pirates, ready for adventure, digging for the treasure. You and me. We are the pirates. We are the pirates. Pirates of the ocean. We are the pirates, young and free. We are the pirates, ready for adventure, digging for the treasure. You and me. We are the pirates. We are the pirates, pirate of the ocean. We are the pirates, and me. We are the pirates, ready for the venture, digging for the treasure. You and me. We are the pirates. We are the pirates. The pirates. We are 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 the pirates. Bene, mi sembra che i nostri amici sono sempre belli da vedere. Sono belli da vedere i bambini. Stavamo parlando dei bambini, ma stavo parlando anche dei nostri sostenitori, che sono veramente dei grandi amici. Bene, siamo arrivati anche oggi. Chissà perché corre così veloce il tempo, chissà perché mi mettono sempre le luci rosse che brillano, basta, è finita, però non finisce qui, ne abbiamo ancora diverse puntate. E noi passiamo ai saluti con Annalisa. Ciao a tutti, è stato veramente un piacere e a presto. Andrea? Ciao a tutti, bella puntata con la scuola, bimbi, e ci vediamo prossimamente. Grazie a Max e a Martina, grazie a tutti voi, ciao, arrivederci. Ciao.